Dopo il blocco negli ultimi 2 anni, grazie alla legge di bilancio 2023, che ha sospeso l'aggiornamento del costo delle sanzioni, a partire dal 1° gennaio gli automobilisti potrebbero pagare più care le multe per infrazioni al codice della strada, e tutto a beneficio delle casse comunali. Salvo ripensamenti, gli importi delle multe aumenterebbero da gennaio di oltre il 5%. Una multa per divieto di sosta costerà 44 euro anziché 42. Quella per il transito con il semaforo rosso passerà da 167 a 177 euro. Si pagherà 174 euro anziché 165 per l'utilizzo del telefono alla guida. Aumenti inoltre sono previsti per le multe elevate con l'autovelox. Come dicevamo, le entrate per i comuni avrebbero un incremento notevole. C'è da dire che i proventi delle multe, se venissero utilizzati però adeguatamente, potrebbero contribuire a garantire la sicurezza delle nostre strade. Parliamo ovviamente delle strade di Agrigento, per le quali non c'è sicuramente l'attenzione necessaria neanche per gli interventi più semplici, come potrebbero essere le strisce pedonali. E proprio per quanto riguarda le strisce pedonali, tempo fa ci venne risposto da un ex assessore alla polizia locale di non poter intervenire per mancanza di fondi per l'acquisto della vernice. Chissà se nel frattempo le cose siano cambiate. A guardarsi attorno non sembra proprio, ma adesso con le nuove entrate si spera che il comune di Agrigento non trovi altre scuse e provveda a creare le condizioni di sicurezza stradale, così come è nelle intenzioni del decreto ministeriale sull'aumento delle multe.